Oggi parliamo della rosa dei venti. La rosa dei venti è una figura geometrica a forma di stella, con molte punte. Essa rappresenta la direzione dei venti. La forma più semplice della rosa dei venti è quella a 4 punte, ognuna delle quali corrisponde ad uno dei punti cardinali. Nord, Sud, Est, Ovest. Può essere necessario, però, conoscere anche delle direzioni intermedie. Ad esempio, in un certo giorno, il vento potrebbe soffiare da una direzione compresa tra nord ed est, tale da dividere in due parti uguali l'angolo compreso tra le due direzioni. In questo caso, diciamo che il vento soffia da nord-est. Spesso, le varie punte della rosa dei venti prendono il nome del vento che soffia da quella direzione. La tramontana indica il nord. Il levante indica l'est. Il mezzogiorno indica il sud. Il ponente indica l'ovest. Il grecale indica il nord-est. Lo scirocco indica il sud-est. Il libeccio indica il sud-ovest. Il maestrale indica il nord-ovest. In passato, quando la navigazione era esclusivamente a vela, era molto importante conoscere la direzione dei venti. Per questo la rosa dei venti ha rappresentato un utile strumento per i marinai.